Abbandonare il giardino. No, sono allora, salve, io purtroppo non sono in giacca e cravatta perché sono un cittadino come voi. Perché qua si è posto il problema della rappresentazione, no? È giusto che il cittadino si rapporti con le istituzioni, specialmente quando c'è il problema che una grande struttura come questo del radiotelescopio non possa più essere una prospettiva, cioè quello che chiedono tutti quanti, sindaco di Bologna, non è diventare astronauti, chiedono lavoro, chiedono lavoro. Lontano un po'. Chiedono lavoro perché il nostro territorio ha il 40% appunto di disoccupazione e questo non può diventare astronauta, vuole lavoro, quindi la dignità del lavoro. E per questo motivo io come cittadino mi sono fatto carico con Margherita Hack e con 3.500 persone di fare casino, scusatemi il termine mediatico, e per questo ringrazio, che nessuno ha fatto, i giornalisti, perché qua ci sono i giornalisti dell'ANSA, il dottor Vacca, il dottor Piras dell'Università, perché grazie a questa mobilitazione mediatica c'è stato un ritorno e c'è riconosciuto questo anche dal presidente dell'INAF Mangacaro, che ha ringraziato il comitato, che non è Max Gordetto, il comitato è 3.500 persone che stanno dietro e sono persone che vengono da ogni ambito, dalla scienza, dalla politica, e l'hanno fatto perché vogliono questo, cioè questa voglia di cambiare il modo di fare politica. Quindi partecipare vuol dire, come a fine anno il Presidente della Repubblica mi ha riconosciuto, che bisogna proporre, non avere paura di andare, vuoi la burocrazia e con la burocrazia devi fare i conti, però questo non vuol dire mancanza di proposizioni, bisogna proporci come cittadini e esigere da chi è stato eletto di ascoltarci. Purtroppo uno dei problemi che ci sono quelli del mancato ascolto della gente. Non parlo di voi, parlo in generale della politica, e quindi bisogna ascoltare queste proposte. Io ho una proposta per il territorio, una non è mia ma è dell'ARC e rappresenta 3.500 persone. A proposito, ho sentito l'ARC ieri, ringrazia e saluta tutti voi, non è potuta venire per varie ragioni, ha 88 anni, ma nonostante questo verrà l'8 e il 9 di agosto e sarà qua e incontrerà gli studenti di astrofisica e fisica, e inoltre forse ci sarà un dibattito tra scienza e fede con un altro prelato, e quindi ecco, movimenteremo un po' la zona di San Basilio. Dopo di questo, allora, sono stato anche dal vescovo, dall'arcivescovo Monsignor Mani, perché volevo anche una benedizione, non ci facciamo mancare niente, perché è un problema sociale questo di non essere ben chiaro il progetto. Cioè io mi sono sforzato di ricercare progetti regionali, ci sono. Ce n'è uno che dice il sindaco di Selargius che riguarda il territorio di Selargius, una cosa bellissima, un'ex polveriera che verrà, scusi se anticipo, dove andranno i 30 ricercatori, si creerà un museo, credo, c'è una struttura di alta formazione. Però ho anche cercato degli altri progetti che Piano Fumendosa, Civis, Vidas, che coprono, diciamo, questo territorio però ecco, manca una struttura che coordini. Io ora pongo questo problema. Il telescopio è una struttura che va ai giovani, agli studenti. Ora facciamo un esempio: se le quinte superiori del C8 di Cagliari o di una scuola di Nuoro volessero venire a visitare, e non il turismo mordi e fuggi, quello che vengono con i pullman, scendono, vedono questa grande struttura e se ne vanno. Cosa porta ai territori? Niente. Si vuole creare una struttura dove questi studenti possono fare un'esperienza, ed è un modello inglese.
cioè stanno una settimana, è lì che si crea lavoro, è lì che c'è la guida, che c'è la persona che fa le pulizie, la manutenzione, la segretaria, tutta una struttura che crea lavoro. E questo è un esempio che non è che mi sono sognato stanotte, molti dicono che io sia pazzo, è vero, sono pazzo, non ho nessuna, come dire, sono pazzo perché ho un progetto che è questo di creare una sorta di, cioè non è un campus universitario, cioè se la, detto così, ma turistico, cioè quello di ospitare queste persone. In più, 4 anni fa, neanche farla apposta, andai a Ostellato, dove c'è questo raduno di astrofili, e conobbi il presidente nazionale degli astrofili. Pensate che c'è un turismo legato a questa passione, che va oltre la scienza, che spinge gruppi di 100 persone a spostarsi da ogni parte del mondo per vedere le stelle. Noi abbiamo un territorio che non ha inquinamento luminoso, io non sono uno scienziato, però comunque non puoi mettere un telescopio dove c'è tanta luce perché non riesci a vedere. San Basilio è un territorio, a parte le onde elettromagnetiche, perché non è un telescopio radio, questo di cui sto parlando, ma quello che verrà costruito sì, invece, giusto? Quindi dei telescopi ottici. Per questa cosa, proprio della LAC, si è già impegnato il presidente regionale degli astrofili, che porterà tutti i suoi telescopi per far sì che la gente possa vedere questo. Però andiamo avanti perché altrimenti... Allora, questo telescopio nasce da un'idea di cofinanziare il Sardinia radiotelescopio, perché c'erano dei problemi che riguardavano appunto i suoi costi di finanziamento, e pare che ora siano risolti questi. Però è bello che finalmente il territorio dia una mano anche dal punto di vista privato, cioè io voglio creare questa struttura, spero che me la diano questa qua di Planusano, se no c'è tanto spazio, dove si vuole creare un consorzio, cioè la struttura certamente non riuscirà a recepire tutti questi turisti, ma si manderanno ai bread and breakfast, agli alberghi, mi stanno già contattando tutte le strutture, quindi si creerà una sorta di cooperazione. E per questo motivo ho chiesto anche al presidente del gruppo di azione locale di incontrare queste persone per chiedergli di proporre loro. Questo campus non è mio, è della gente, è vostro, quindi tutti quelli che ci vogliono entrare c'è la porta aperta, con le idee, chi è bravo a cucinare farà una mensa, chi vuole fare artigianato farà artigianato, chi vuole vendere il formaggio, c'è tutto. Ci sarà anche la produzione di gadget, perché comunque il turista che viene, prende una maglietta, prende il modellino del radiotelescopio, senza fini bellici ovviamente, però ecco, c'è tutto questo progetto. E ora finisco. E niente, quindi chiedo che sia a livello comunale, quindi dell'Unione dei Comuni, ma la Regione, si sta predisponendo un progetto che ora stiamo terminando. Prima vorrei portarlo a Manchester, perché il direttore dell'osservatorio di Manchester ci sta aiutando fornendoci questa collaborazione, quindi è un progetto anche internazionale, perché purtroppo in Italia non ci sono tanti campus, la stessa Università di Cagliari non ha un campus per gli altri studenti, figuriamoci per loro. E quindi si sta terminando per chiedere questo finanziamento che porterà alla costruzione, ma con la collaborazione di tutti. Un campus è una struttura è una struttura che è un paesino, cioè ha il teatro, ha il suo medico, ha tutto quello che lo rende, diciamo, autonomo. La differenza tra i campus che già esistono al mondo è che sarà interamente ecosostenibile, quindi stiamo facendo progettare da bioarchitetti un campus che sarà non impattante, anche perché noi abbiamo un radiotelescopio che non può subire, diciamo, un grosso impatto ambientale. Niente.
Cioè finisco qua, nel senso che io vorrei veramente che questo